Alla Camera, a stragrande maggioranza, mi pare ci sono stati 4 voti contrari, è stato appena approvato un emendamento che riordina un po' la norma che vieta le clausole vessatorie imposte dai portali di prenotazione, il cosiddetto parity rate. Booking.com purtroppo è gioia e dolore del mondo del turismo perché drena risorse, le porta all'estero e soprattutto fidelizza i propri clienti, non i clienti degli alberghi. Questo è positivo, ma le prospettive secondo lei, sottosegretario, sono di una rapida soluzione di questo emendamento e quindi di una riconsegna della libertà di gestione dei rapporti con il turista da parte degli albergatori italiani, oppure teme trabocchetti o imboscate? No, non temo trabocchetti, non temo imboscate, penso che l'esito sarà, diciamo, realizzato. Quello che voglio dire però è un'altra cosa, esprimo un'opinione personale. Cioè non è sufficiente abolire queste formule, bisogna avere una propria idea. Perché non facciamo... il mercato online è un mercato grossissimo che crescerà ed è la soluzione più semplice per i turisti, per i cittadini, per prenotare, per aderire. Allora sarebbe molto utile, molto serio che ci fosse un booking italiano, che ci fosse un booking territoriale, una città come Venezia dovrebbe avere tutti gli albergatori, tutti insieme, forse potrebbero dotarsi di un proprio strumento online che quindi eviti questo rischio a cui lei faceva riferimento di interventi esterni o stranieri, ma francamente l'idea che abolire questa regola possa significare il fatto che non abbiamo uno strumento collettivo, credo che sarebbe un limite. Quindi facciamo quello che dobbiamo fare, ma contemporaneamente organizziamoci.